contagio balza all'11,32% nel primo giorno arancione per tutto il Friuli Venezia Giulia. Fedriga, vaccini per uscire dal tunnel, a Cividale primo test per la vaccinazione di massa. La Guardia di Finanza perquisisce un'azienda di San Quirino acquisita dai cinesi. I suoi droni portati in Iran in violazione dell'embargo, 4 gli indagati dalla Procura. Festa della donna, c'è spazio anche per la nostra regione nella cerimonia al Quirinale, da Fedriga a Zanin. Le riflessioni in Friuli Venezia Giulia, la vera mimosa sia il rispetto quotidiano. Combinazione vincente in un tabacchino di Udine, il Million Day regala 1 milione di euro a un misterioso giocatore e la crisi intanto fa crescere le puntate. 10 punti in più rispetto alle stesse gare dell'andata, terza nel ritorno, numeri da Champions per Udinese, settima come difesa e Gotti festeggia con una cena vietata e multa da 400 euro. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Aumenta ancora il tasso di contagio nella nostra regione. Oggi su 2.817 tamponi molecolari eseguiti sono stati rilevati 319 nuovi contagi con una percentuale dell'11,32% e su 729 test rapidi antigenici sono emersi 96 casi, il 13,17% del totale. È uno dei dati più alti delle ultime settimane. 19 i decessi, i ricoveri in terapia intensiva sono 58 e quelli in altri reparti 457. Aumentano anche le persone in isolamento che oggi sono in tutto 11.522 e si punta dunque sui vaccini. Dall'inizio della campagna vaccinale 72 giorni fa sono state somministrate quasi 134.000 dosi, 80.000 persone hanno completato il ciclo con la doppia inoculazione, mentre sono 54.000 le prime somministrazioni. Il presidente della regione Fedriga commenta: dobbiamo mettercela tutta per superare quest'ultimo miglio, come ci è stato promesso dalla campagna vaccinale massiva. Le dosi, soprattutto in questo secondo trimestre, da aprile in poi, dovrebbero arrivare in abbondanza ed è partita a Cividale la prima vaccinazione anti-Covid di massa in Friuli Venezia Giulia per la popolazione over 80. Buono l'avvio della prima giornata di inoculazione dei vaccini anti-Covid per gli over 80 al Palazzetto dello Sport di Cividale del Friuli. All'interno della struttura, tra oggi, venerdì 12 e lunedì 15 marzo, dalle 9 alle 19, saranno effettuate 1 migliaio di vaccinazioni a seduta. Sono già state fissate le date del secondo richiamo nelle giornate del 2 e del 6 aprile. Anche i 700 ultraottantenni che avevano già effettuato la prima iniezione nei giorni scorsi nella sede del distretto potranno recarsi al palazzetto per il richiamo. Utilizzando tutti i Pfizer e i Moderna, che sono i vaccini che vengono utilizzati per le persone over 80 e sono quelle che verranno utilizzate una volta completata questa fase, perché la priorità definita dal piano nazionale per tutta la categoria della vulnerabilità. E cerchiamo di capire oggi come sta funzionando. Mi pare che c'è un'organizzazione adeguata, come sempre l'azienda sanitaria si è occupata di questo, e poi naturalmente adesso dobbiamo completare gli altri aspetti che riguardano specializzandi, la medicina generale, tutte le forze che possono aggiungersi in modo di essere pronti nel momento in cui tutti contiamo di avere maggiori dosi disponibili. E Riccardi ha commentato anche il via libera ministeriale all'inoculazione di AstraZeneca agli over 65 come un'importante accelerazione nelle vaccinazioni, un passo avanti per procedere con l'immunizzazione delle persone over 65 fra le categorie dei servizi essenziali. Stiamo lavorando per aprire a breve le prenotazioni a loro dedicate. Intanto il mondo della scuola da questa mattina in Friuli Venezia Giulia vede anche le scuole medie in didattica a distanza, così come le scuole superiori e gli studenti degli atenei. Studenti che si sono incontrati, ritrovati oggi via Zoom per delineare i contenuti di un manifesto, di un documento che intendono presentare alla Regione e al Governo per chiedere che venga garantita la scuola in presenza, in sicurezza e il loro diritto allo studio.
Si sono ritrovati su Zoom per discutere di quello che deve essere il futuro della scuola e da dove ripartire dopo quest'anno ormai contrassegnato dalla didattica a distanza. Il Movimento Studentesco per il Futuro e l'Unione degli Studenti hanno organizzato ieri un lungo e articolato dibattito sulla piattaforma digitale e alla fine sono arrivati a un manifesto che verrà inviato alla Regione e al Premier Mario Draghi. Al punto 1 c'è il ritorno in classe in sicurezza. A me sembra abbastanza sicuro perché comunque le distanze le teniamo abbastanza bene, siamo sempre con la mascherina. L'unica cosa è, per esempio, durante il pranzo, chi fa il turno per esempio dalle 10 alle 15, che sì, pranzare dentro in classe risulta un po' scomodo, nel senso che comunque bisogna abbassare la mascherina e siamo tutti in un'aula. Per quanto riguarda i temi nazionali, i ragazzi chiedono stipendi decenti per i loro insegnanti che hanno visto un taglio in busta paga del 20% dal 2009. Alta l'attenzione anche nelle materie di studio con la richiesta di avere ore di educazione ambientale e informatica. C'è poi il tema dei programmi e in particolare una unificazione nel biennio delle superiori al fine poi di consentire agli studenti di scegliere al momento il giusto indirizzo da prendere. Grandissima attenzione al tema dell'abbandono scolastico. Oggi, hanno detto, 34.000 studenti hanno abbandonato scuola non avendo accesso alla DAD. Solo il 61% dei ragazzi accede al diritto allo studio. Non ci sono norme nazionali sul tema, ma solo regionali in alcuni territori. La dispersione scolastica è al 15%, siamo tra i peggiori paesi europei. Dunque da oggi tutta la regione in zona arancione, comprese le province di Pordenone e Trieste, che non erano comprese nell'ultima ordinanza regionale. Invece, allora riassumiamo le regole in vigore. Da oggi, dopo un weekend bicolore, tutto il Friuli Venezia Giulia è in zona arancione e in base all'ordinanza regionale si torna alla didattica a distanza nelle scuole medie, superiori e nelle università di tutta la regione, fino a sabato 20 marzo. Ricordiamo allora le regole, specificando che per gli spostamenti è sempre consigliato avere con sé l'autocertificazione. Ci si può spostare solo all'interno del proprio comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute o per usufruire di servizi non disponibili nel proprio territorio, compreso andare a fare la spesa. In ambito comunale è consentita una visita al giorno in un'abitazione privata fra le 5 e le 22, nei limiti di 2 persone, oltre ai minori di 14 anni o persone non autosufficienti conviventi. Rimane la regola per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti che consente di spostarsi in un raggio di 30 km, ma non verso gli ex capoluoghi di provincia, anche per andare a trovare amici e parenti. Le attività di ristorazione sono sospese, con eccezione dell'asporto o della consegna a domicilio fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi i negozi presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Chiudono i musei mentre possono proseguire i servizi delle biblioteche. E una cena vietata dalle normative anti-Covid è costata una multa a 8 persone, tra queste l'allenatore dell'Udinese Luca Gotti. La sanzione è stata elevata ieri sera, nella notte scorsa, dai carabinieri del comando provinciale che erano stati allertati dai vicini di casa di un appartamento privato nel centro di Udine. Lamentavano musica ad alto volume, vociare di numerose persone anche a ora tarda, in violazione della normativa che prevede il divieto di circolare fra le 22 e le 5. È stato accertato che 8 dei commensali non risultavano residenti nel palazzo e sono stati dunque sanzionati per 400 euro l'uno. Un'azienda produttrice di velivoli ultraleggeri e droni con sede a San Quirino, recentemente passata in mano ai cinesi, è stata indagata dalla Guardia di Finanza, ipotizzata la violazione dell'embargo sull'Iran. L'accusa è quella di aver venduto prodotti a uso civile e militare all'Iran, paese per il quale vige un rigido embargo internazionale. E questa è l'ipotesi della Procura di Pordenone, che per far luce sul fatto ha disposto una doppia perquisizione affidata alla Guardia di Finanza, guidata dal comandante Stefano Comentucci. Nel mirino delle fiamme gialle sono finite l'Alpi Aviation di San Quirino, azienda che produce velivoli ultraleggeri, elicotteri e droni, e la Onlus Aeroclub di Pordenone, 2 filoni intrecciati tra loro con 4 persone indagate. Il primo filone è nato sull'ipotesi
di violazione da parte di Alpi Aviation dell'embargo all'Iran, senza le dovute autorizzazioni rilasciate dal governo italiano. Si tratterebbe della vendita di un drone avvenuta nel 2018, fatto per il quale è indagato l'allora amministratore delegato dell'azienda. Estraneo alle indagini, invece, l'attuale amministratore delegato, Massimo Tammaro, ex ufficiale dell'aeronautica con incarichi di vertice anche nelle Frecce Tricolori. Nel corso dell'indagine è emerso inoltre che la società, fondata da imprenditori friulani nel 1999 e fornitrice delle forze armate italiane, dal 2018 è passata nelle mani di un gruppo cinese di Hong Kong che ne ha rilevato il 75% delle quote con un investimento di oltre 2 milioni di euro, fatto non noto all'imprenditoria locale. Il secondo filone di indagine, partito nel 2017, che vede indagate a vario titolo 3 persone dell'Aereo Club, vuole fare luce su un altro aspetto. Secondo gli investigatori, la società di San Quirino perquisita avrebbe utilizzato abusivamente e gratuitamente da 20 anni l'aviosuperficie della Comina, una pista di volo dell'esercito italiano appartenente al demanio militare e accessibile tramite un terreno di proprietà del comune di Pordenone. L'utilizzo delle due aree sarebbe stato consentito attraverso l'Aereo Club, che avrebbe dovuto servirsene per svolgere attività di protezione civile e sociale, attività che però, secondo le Fiamme Gialle, non sarebbe mai stata svolta se non in minima parte. Azienda e Onlus sono pronte a difendersi con i propri legali, in particolare l'Aereo Club, il cui presidente è Stefano Turchet, consigliere regionale della Lega, respinge le accuse. La Onlus è pronta a dimostrare in ogni sede di avere documentazioni e convenzioni con il comune di Pordenone in regola. La replica della Alpi Aviation in una nota con l'azienda che esclude di aver venduto prodotti dual use in Iran e potrà dimostrare di essersi sempre attenuta alle disposizioni di legge nei suoi rapporti commerciali. Alpi Aviation, si legge ancora, è convinta che dalle indagini emergerà la correttezza dei suoi comportamenti anche per quanto si ipotizza in merito all'utilizzo dell'aviosuperficie. Quanto ai timori per l'acquisizione del controllo della società da parte di un gruppo che ha sede a Hong Kong, l'azienda osserva che uno degli obiettivi primari per far crescere il paese è quello di riuscire ad attrarre investimenti. Infine, il fatto che l'attuale amministratore della società sia un ex comandante delle Frecce Tricolori, conclude la nota, costituisce una ulteriore garanzia sull'affidabilità e sulle competenze di Alpi Aviation. 2 spaccate la scorsa notte a San Vito al Tagliamento e a Capriva. Vediamo. Ancora una pompa di benzina presa di mira dalla banda della Ruspa questa notte a San Vito al Tagliamento. Il tentato furto alla pompa di benzina Kuwait Easy questa notte alle 2. È a quell'ora che la centrale operativa del Corpo Vigili Notturni ha ricevuto un segnale di allarme dalla stazione di servizio di Viale Madonna. Al suo arrivo la guardia giurata ha trovato 2 colonnine self-service a terra e una pala meccanica abbandonata poco distante, macchina operatrice usata poco prima dai malviventi per cercare di rubare le cassette di sicurezza delle colonnine self-service. Sono stati chiamati subito i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato. Dopo una prima verifica eseguita sul posto con le forze dell'ordine, si è potuto appurare come il colpo non fosse andato a buon fine. Una cassaforte infatti è stata ritrovata in mezzo al piazzale e l'altro forziere è stato rinvenuto integro invece sotto l'escavatore. Ingenti i danni al distributore. E sempre questa notte una banda di ladri ha rubato una Land Rover a Gradisca di Sonzo e poi ha raggiunto il supermercato Eurospin di via Cavour a Capriva di Sonzo, dove il mezzo è stato lanciato come ariete a tutta velocità contro la vetrata del punto vendita. I danni sono in corso di quantificazione. Tragedia nelle valli del Natisone, dove questa mattina un uomo di 35 anni è uscito con il suo cane per una passeggiata ed è rimasto vittima di un malore fatale. Avevano attivato le ricerche i parenti che non l'avevano visto rientrare in casa, ricerche brevi perché l'uomo è stato individuato dopo poco lungo un sentiero nei boschi, ma i soccorsi sono stati purtroppo inutili. E un malore fatale ha colpito anche un uomo di 73 anni che è stato trovato nel canale Scolmatore questa mattina a Sedegliano, in via Volta. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco di Codroipo e Udine, allertati da alcuni passanti. Potrebbe trattarsi appunto di un malore o di una caduta accidentale. Le indagini sono in corso.
Una famiglia composta da 5 persone con 2 figli minori è rimasta intossicata la scorsa notte in una casa di Buia. È stato acceso un braciere che ha prodotto monossido di carbonio. Una di queste persone si è svegliata, ha accusato un malessere e ha allertato i soccorsi sul posto Vigili del Fuoco e 2 ambulanze. Tutti sono stati portati a Trieste per il trattamento in camera iperbarica. Sono in condizioni serie, ma nessuno di loro versa in pericolo di vita. È stato trovato con oltre 1 etto di hashish in dosi pronte per lo spaccio ed un giovane di 21 anni del Friuli Occidentale è stato per questo arrestato dai carabinieri della radiomobile di Pordenone, trovato ad Azzano Decimo fuori dal comune di residenza, è stato perquisito e nel suo domicilio i militari hanno trovato altri 26 grammi della stessa sostanza. La giornata internazionale delle donne, sono state numerose le manifestazioni anche nella nostra regione, in quella al Quirinale c'è stato spazio anche per il Friuli Venezia Giulia nel discorso del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha citato tra gli esempi virtuosi un imprenditore triestino che è stato premiato lo scorso anno con onorificenza al merito della Repubblica. Tra i cosiddetti esempi civili che l'anno scorso premiato con l'onorificenza al merito della Repubblica, c'è un imprenditore di Trieste. Avendo saputo che una sua dipendente precaria era incinta e temeva il licenziamento, l'ha assunta a tempo indeterminato e le ha anche assegnato un aumento di stipendio. Un gesto di grande significato. Ma vorremmo nel prossimo futuro che questi gesti non fossero comportamenti eccezionali da premiare, ma gesti normali, anche incoraggiati da una rimodulazione delle politiche sociali ed economiche. Il gesto dunque del 44enne Christian Bracic, ricordato dal Capo dello Stato nella festa delle donne che insieme ai giovani sono quelle che hanno pagato il prezzo più alto della pandemia in termini di lavoro e di impegni familiari. Oggi una riflessione sul loro ruolo fondamentale per l'equilibrio della società. Oggi regalare una mimosa è solo il fiocco. Il vero regalo deve essere il rispetto quotidiano per ricordare e riflettere su diritti e battaglie che le donne, unite e determinate, hanno ottenuto nel corso degli anni. Auguri a tutte le donne. Lo scrive il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga sui suoi profili social. L'8 marzo non è solo una festa ma anche un momento di riflessione, ha detto il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Zanin ha ricordato il dramma della violenza sulle donne, in particolare in famiglia, e ha annunciato che in una delle prossime sedute del Consiglio regionale si discuterà una proposta di legge sul sostegno ai figli delle vittime di questi drammi. Per la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, Dusi Marcolin, a un anno dall'esplosione della pandemia si può sicuramente dire che le persone più esposte a questa crisi sono state le donne. La perdita di imprese femminili e di posti di lavoro registrano nell'ultimo anno numeri importanti che si ripercuoteranno inevitabilmente sulla qualità della vita delle famiglie e dell'intera società. E noi come CISL vogliamo essere vicino e dare un messaggio di speranza a tutte le donne che in questo anno hanno affrontato diverse difficoltà. Pensiamo a tutto il personale della sanità che ha lavorato negli ospedali, che è sempre stato presente ogni giorno. Un fortunato giocatore ha vinto €1 milione con il Million Day in una tabaccheria di Via del Gelso a Udine. Le titolari sono incredule, non hanno idea chi sia il fortunato, ma raccontano di come in questa situazione difficile siano sempre di più le persone che tentano la fortuna. Qui vediamo, vinto qui Million Day, €1 milione. Ma che gioco è questo Million Day? È un gioco giornaliero, tutta la settimana si gioca, estrazione alle 7 alla sera e si gioca su 55 numeri, devono uscirne 5. La giocata minima è €1. Questo è il bollettino ufficiale con il numero della giocata e l'ora in cui è stata giocata il sabato pomeriggio. Quando ci sono delle vincite arriva un qualche cosa, una piccola percentuale, un riconoscimento alla ricevitoria? No, assolutamente, alla ricevitoria non arriva niente perché la ricevitoria di base ha al suo agio, al suo lavoro. Ma in questo periodo di ristrettezze, di chiusure,
È aumentato il gioco. Indubbiamente la gente comunque spera, tenta di più, perché speri di cambiare la vita, di migliorare un attimino la situazione, vista questa crisi. Tanta gente ha perso il lavoro, tanta gente è triste, la vedi che ti dice sì, non mi è arrivata la cassa integrazione, non ho questo, non ho quello, e ma mi dia un gratta e vinci, ma mi faccio una giocatina a qualcosa, e chiedono una speranza, ecco. Chi ha vinto, beato lui. Fortunata la persona che li ha vinti di questi periodi poi specialmente. È un periodo duro, quindi che se li tenga per bene, che se li giostri bene. A Pordenone è stato inaugurato un ristorante che sarà al servizio dei circa 2000 dipendenti delle aziende della zona e dove sarà aperto in futuro anche un asilo nido. È stato inaugurato Aromi e Sapori People Restaurant, che offrirà agli oltre 2000 dipendenti della zona industriale Valle Noncello Pordenone un servizio di ristorazione finora assente. La struttura, allestita nell'ex centro meccanografico dell'ex Seleco, oggi Ria Lasco Park, non sarà però solamente una mensa per le imprese, ma tra qualche tempo anche un locale aperto a tutti i cittadini, con particolare attenzione a quelli con meno possibilità economiche. In questo compound riteniamo di poter realizzare altre infrastrutture come l'asilo nido. Oggi è l'8 di marzo, festa della donna, qua dentro buona parte delle maestranze sono al femminile, poter realizzare altre infrastrutture come l'asilo nido può essere una modalità con cui consentiamo alle donne di essere lavoratrici, dirigenti, manager, imprenditrici e nello stesso tempo poter avere anche dei figli e una famiglia. L'inaugurazione di oggi è un bel segnale fatto e dato in un particolare difficile momento per il nostro paese e per la nostra regione. Una provincia, quella di Pordenone, che si è dimostrata per l'ennesima volta frizzante, attiva e avanti. Dotato di 120 coperti, il People Restaurant, realizzato dalla multinazionale Elior, aprirà i battenti da domani con ingresso da Viale Treviso e offrirà piatti sia da consumare in loco sia monoporzione da asporto. Progetto pilota per favorire gli acquisti nei negozi di prossimità con una card che consentirà uno sconto del 15% nei negozi di Rigolato e Treppo Ligosullo. Può rappresentare una sorta di progetto pilota da estendere non solo in montagna ma anche in altre aree a partire da dove i negozi sono in difficoltà. È l'Identity Card che consente alle famiglie di avere uno sconto immediato del 15% sull'acquisto dei beni di prima necessità all'interno del proprio comune. Il progetto attivato a Rigolato e a Treppo Ligosul, che coinvolge circa 600 famiglie dei comuni interessati, è stato presentato in Camera di Commercio a Udine. Riteniamo che sia un'iniziativa che va sia a valorizzare quello che è il proprio territorio, ma va ulteriormente a far capire quanto importante è mantenere nei piccoli comuni le attività commerciali, perché hanno sì una valenza economica, ma soprattutto di tipo sociale. Secondo i dati rilevati dal Centro Studi della Camera di Commercio, le attività produttive del territorio dei due comuni sono poco meno di un centinaio, una quarantina delle quali in particolare dei comparti commercio, ospitalità e servizi. I comuni si fanno carico dello sconto effettuato. Il comune copre completamente questo 15% con dei fondi di bilancio, rinunciando magari ad altre opere o qualcosa, per creare questo circuito solidale, questo circuito diciamo virtuale dal punto di vista commerciale e non solo. A Udine 37 lanterne illumineranno il percorso che da Piazza Primo Maggio porta su fino in cima al colle del castello. Obiettivo di valorizzare questo percorso ma anche di dare maggiore sicurezza ai passanti. Cominceranno nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica dei vialetti che conducono all'ingresso del castello di Udine da Piazza Primo Maggio. L'intervento si colloca all'interno del progetto Interreg Italia-Austria Look Up, la riscoperta del patrimonio artistico e religioso transfrontaliero in montagna, e ha lo scopo di promuovere e valorizzare i luoghi di fede e spiritualità. Il percorso pedonale esiste già da tanti anni, però adesso noi lo mettiamo a posto e soprattutto lo illuminiamo, anche perché in alcune occasioni questo è un luogo dove è frequentato da persone che non sono molto raccomandabili. La nuova illuminazione sarà costituita da 37 lanterne a LED che saranno posizionate su 29 paletti decorativi storici e 8 mensole a muro, mentre l'impianto sarà realizzato in linea interrata. Una nuova illuminazione valorizzerà anche i ritrovamenti archeologici presso l'ex chiesa di San Francesco. Verrà rifatto anche una parte da Ciottolato dove manca. È un progetto interreligioso
proprio perché qui abbiamo il santuario della Madonna delle Grazie, la chiesa più antica della città, e abbiamo anche San Francesco con la parte archeologica che verrà rimessa a posto per quello che sarà possibile mettere a posto con questo intervento. Dalla Caritas diocesana di Udine, progetti mirati per le famiglie che hanno bisogno di sostegno economico e per le attività produttive più piccole colpite dalla crisi Covid. Tutto questo grazie a un finanziamento di 100.000 euro della Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano. Si sviluppa su 2 linee di intervento, famiglie e piccole imprese, il progetto che la Caritas diocesana di Udine sta attuando sul territorio, grazie a un finanziamento di 100.000 euro da parte del gruppo Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano, che a livello nazionale ha stanziato 1 milione di euro. Innestiamo queste nuove risorse su un'esperienza già fatta, appoggiandoci sui nostri 10 centri di ascolto, che sono di fatto la parte più capillare del nostro servizio. Per le famiglie ci sarà uno screening cercando di individuare quelle che stanno arrivando in questo momento, nuove, in difficoltà. Cercheremo di aiutarle nelle locazioni arretrate, nelle bollette arretrate, in eventuali spese mediche che non sono riconosciute dal servizio sanitario, e cerchiamo anche di seguirli lungo il loro percorso, perché sarà un percorso che non riteniamo sia breve. Ecco, invece per quanto riguarda le aziende, il sostegno in modo particolare alle piccole attività. Questo è un altro incipit che ci è stato dato anche da Caritas Italiana. Le microimprese, soprattutto quelle fatte di una persona o quelle che hanno una forte radicamento familiare, hanno bisogno adesso di ossigeno, e qui insieme a noi ci saranno anche Caritas Gorizia e Caritas Pordenone che condivideranno questo percorso per le microimprese. Andamento da Champions per l'Udinese nelle gare di ritorno, 10 punti in più raccolti rispetto all'andata nelle stesse 7 gare di inizio girone, ma anche la 7ª miglior difesa del campionato. Sono alcuni dei numeri dei quali parleremo questa sera a Bianconero XXL dalle 21, ma anche tra poco a Sport FVG, dove ci sarà spazio anche per il basket, il canottaggio, la ginnastica, un record di apnea, e poi i dilettanti e la maratonina che ha dato il via alla stagione della corsa su strada in regione, con oltre 600 partecipanti muniti di mascherina. A seguire l'appuntamento con il meteo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata da Telefriuli.